stavano cercando il gol da un po' e sì, il portiere è stata brava sinceramente perché ha aspettato fino all'ultimo e ha sbagliato, però meno male la palla è rimbalzata davanti e sono riuscita a segnare. Significa tanto, è stato un campionato difficile, abbiamo sofferto fin da subito e ci è voluto un po' per creare questo bellissimo gruppo che ora stiamo anche giocando bene e a volte abbiamo sofferto a trovare il risultato, però ultimamente siamo stati bravi e finalmente i risultati stanno venendo. Per noi non è finito niente, noi vogliamo provare a vincere questo mini campionato e credo che siamo una squadra forte, abbiamo ancora tanto da far vedere e speriamo di vincere tutte le ultime partite che mancano. Sì, felice per le ragazze perché hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, ci mancava la matematica, ora è arrivata. Le ringrazio tutte da parte mia e da parte dello staff perché hanno fatto soprattutto negli ultimi 3 mesi una rincorsa importante dove eravamo in grossa difficoltà e nello stesso tempo hanno avuto una grande reazione, belle compatte, belle empatiche e questo ha portato a questa salvezza direi più che meritata e adesso dobbiamo giocarci le partite che mancano per cercare di fare più punti possibile perché vogliamo arrivare in alto e soprattutto per cercare anche di far crescere tante giocatrici che magari in questo momento hanno giocato un po' meno e valutare anche loro per il prossimo anno. Assolutamente sì, anche perché c'è un campionato da rispettare, c'è un campionato da finire, come ho detto adesso, dobbiamo stare sempre sul pezzo, andare sempre a 100 all'ora come lo siamo andati oggi. E oggi è stata una partita piuttosto sporca perché è molto combattuta sia da parte nostra che da parte loro logicamente dovevano vincere, si sono un attimino scoperte, noi abbiamo giocato a tratti bene, a tratti meno bene, però le ragazze ripeto si sono adeguate alla partita e hanno fatto questa bella vittoria.